mentre comincia la partita con l'Udinese in maglia ovviamente bianconera che attacca da sinistra verso destra, mentre la formazione dei nostri 11 attacca da destra verso sinistra. Vedete che Giulio Cesare Franco Martin ha piazzato una difesa a 4, speculare il modulo scelto da Luca Mattiussi. Batte sul secondo palo, la palla sfila. L'ultimo a toccare è stato Biancotto e quindi ci sarà il calcio d'angolo a disposizione dell'Udinese. Di nuovo sul punto di battuta andrà Brunetti. Questo è un calcio di punizione buono per il destro di Basso, che da lì può far male a Borsellini. Ci sarebbe anche Dalcin nella zona delle operazioni, ma calcio di punizione di prima, Basso centrale, nessun problema per il portiere bianconero che blocca in presa. Ancora un tiro dal limite dell'area. Protagonista per la selezione dei nostri 11 il numero 8 Dalcin, suo sinistro al volo. Scodella un pallone numero 10 a disposizione di Varesanovic. Le finte sul plus di Varesanovic, Lucio Garmendia. Il cross al centro, occhio a Brunetti che manca il primo impatto. Poi anche Edil Sarda non riesce nel tap-in, ci sarà comunque il calcio d'angolo per i bianconeri. Kalilovic, sale anche Elis Sarda che spara la Berta dai 40 metri, il pallone abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Nicodemo. Adesso chiaramente i bianconeri hanno il pallino del gioco, più abituati a giocare assieme, ma occhio a Vasco che quasi combina il pasticcio e poi il pallonetto di Cousin, quasi come Mertens domenica scorsa, dal limite dell'area sfrutta una indecisione di Vasco, un retropassaggio salutato anche dallo speaker. Cousin ha approfittato di un retropassaggio da non imitare da parte di Vasco. Poi sulla ribattuta è stato bravo il centravanti del Lignano con un dolce pallonetto ben indirizzato. Porta in vantaggio la selezione dei nostri 11. Siamo al 19esimo del primo tempo. Udinese 0, i nostri 11 1. Si ricomincia da quest'altra parte con Lucio Garmendia. Si accentra il numero 10. Filtra il passaggio che poi arriva tra i piedi di Zanetti, cross del numero 2, chiama la palla Nicodemo e anticipa anche il movimento di Melissano. Direttamente su Kalilovic e poi Melissano, 1 contro 1. Melissano anche in questa circostanza un po' lento nel provare a sfruttare l'opportunità che gli era capitata. Ci sono due giocatori bianconeri ben al di là della barriera. È uno schema evidentemente non riuscito, mentre Basso ruba pallone a Vasco. Dalcin sbaglia il passaggio verso Cousin, potrebbe andare anche in porta da lì il centrocampista del Brian di Precenicco. Concerta l'iniziativa con Dalcin, Salgher effettua invece un cross sul quale finiscono in fuorigioco almeno un paio di giocatori in maglia blu, giocatori di grande generosità, di grande movimento. Adesso l'Udinese perde palla e centralmente vanno sia Cousin sia Biancotto, anzi sia Cousin sia Basso, poi Biancotto prova ad arrivare a supporto. Da Vasco a Zanetti, centralmente pallone arriva tra i piedi di Lucio Garmendia, sempre lui, la finta di Lucio Garmendia, il dribbling e poi il destro a incrociare. Nicodemo si distende alla sua destra, blocca in presa bassa. Andrea Caverzan gioca con il Sanquilino e questi è Varesanovic che offre a Kalilovic un pallone che meritava solo di essere
deviato verso la porta di Nicodemo, cui deve inventarsi qualcosa Sarda. E poi occhio al tiro rasoterra, la scoccata dal limite dell'area da parte di Kalilovic. Centralmente Basso, potrebbe scoccare la Berta, il suo destro fu ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Borsellini. Fa partire un lancio in avanti verso Cousin. Salger vede Basso libero, Basso corre in avanti verso Caverzan, che si libera con un bel palleggio di Zanetti, ma poi sbaglia il cross al centro. Una delle ultime azioni di questo primo tempo, al termine del quale daremo la linea alla regia per il break pubblicitario, per poi ritrovarci qui dalla Dacia Arena per il secondo tempo, non prima però di aver registrato una opportunità offensiva per l'Udinese sprecata da Varesanovic, il cui sinistro a giro non c'entra lo specchio della porta di Nicodemo. Il rilancio del portiere del Fiume Veneto Bannia sul duplice fischio. Claudio Rinaldi, a quale chiedo chiaramente giudizio tecnico sul primo tempo, in vantaggio la squadra, però ha giocato bene. Il vantaggio è assolutamente meritato, hanno concesso pochissimo in fase offensiva alla Primavera, in fase di proposizione sono stati tutti molto attenti, la squadra ha giocato veramente compatta, ha chiuso ogni spazio, si è mossa anche quando attaccava con ordine, ha creato 2 o 3 occasioni e ha trovato un gol, il vantaggio è assolutamente legittimo. Legittimo, e non so, adesso nel secondo tempo cambiano gli uomini, però penso che Giulio Cesare e Franco Mantin faccia giocare la squadra nello stesso modo. Assolutamente come modo allo stesso modo, gli interpreti li ha mescolati prima per avere 2 squadre omogenee, forse c'è un leggero problemino su un lato della difesa perché c'è un ragazzo che non è stato abituato a giocare lì, però quando sei qua dentro le motivazioni le trovi. Spiegaci un po' di Pettesi, Claudio, perché tu sei il trade union tra il giornale, questa partita e i giocatori. Che cosa ti hanno detto in avvicinamento alla partita? Chi doveva giocare e chi è stato escluso da questa squadra? Allora, quelli che sono stati esclusi cioè dagli 11 che hanno cominciato, no, nessuno se l'è presa, anzi assolutamente. Sono stati tutti contentissimi di essere stati selezionati per essere qua. Hanno visto premiato il sacrificio di un anno di lavoro e quindi giocare il primo e il secondo tempo per loro è la stessa cosa. E sappiamo che c'è però una grande messe di giocatori che non ha meritato l'inclusione in questa squadra, che avrebbe voluto ma non ce l'ha fatta. Ma qua bisogna essere in 22, sicuramente il plauso è giusto anche farlo, va a tutti questi ragazzi che per 10 mesi all'anno vanno 3 volte per settimana a fare allenamento con ogni condizione atmosferica e questi prendono il premio anche per loro. Un giudizio anche sulla primavera dell'Udinese, visto che comunque tu hai l'occhio tecnico, c'è qualche giocatore interessante? Ti dirò che, visto la funzione che devo fare oggi per il giornale, mi sono concentrato sui nostri e quindi devo dire che forse quella dell'anno scorso mi aveva dato una maggiore impressione. I nostri 11 hanno in porta Topazzini, il numero 3 è Ciriaco, il numero 5 è Racca, il numero 6 Anese, mentre è iniziato il secondo tempo, il numero 7 Pavan, il numero 10 Simone Basso, che dunque si è meritato la conferma anche nell'11 del secondo tempo. Poi c'è il numero 16 Miano, il nipote d'Arte, c'è anche lo zio Paolo qui a vedere la partita. Il numero 18 è Ziralto, il numero 19 è Piasentiere, il numero 21 è Rebellato. E in campo c'è anche Luca Salger, che è capitano. Rebellato non riesce a mantenere il possesso della palla e allora Armenakis prova a impensierire Topazzini, il sinistro del numero 21 bianconero, fuori dallo specchio della porta del portiere dell'estremo difensore del Diana. Salger mette in moto ancora Pavan, centralmente verso Basso, triangolazione, porta l'attaccante del Pacelvignano in attacco, scivola al momento della battuta Basso. Anese deciso, favorisce, assiste Basso, Basso si accenta, si mette la palla sul sinistro, a rientrare
sul cross dell'attaccante della Profagagna interviene Rebellato ad anticipare i centrali difensivi bianconeri e i nostri 11 raddoppiano al quarto d'ora di gioco del secondo tempo. Rebellato pezza un raddoppio, palla arriva sui piedi di Samotti che serve sulla sinistra il liberissimo Geromin. Geromin si accentra, si porta la palla sul sinistro centrale, attento Topazzini, blocca in presa, calcio d'angolo per Armenakis. A rientrare sulla testa di Nicoloso. Partita può offrirci qualche spunto solo con le giocate di tecnica di Giulù, per esempio, che ha scelto all'ultimo momento di calciare di destro, lui che sa essere pericoloso soprattutto con il sinistro. Occhio all'Udinese, Geromin è in area di rigore, scodella un pallone al centro, poi arriva a rimorchio il numero 18 Bovolon, si coordina, spara la Berta dal limite dell'area sopra la traversa della porta difesa da Topazzini. Occhiato in avanti, dietro al passaggio Paoluzzi con il sinistro cercava l'intervento di Crisciti che stava tagliando dal lato opposto, ma Topazzini è attento. Topazzini esce in presa alta con grande scelta di tempo e poi guarda cosa ti inventa il portiere del Diana, subito rilancio immediato che mette in moto basso, ha toccato con la mano Ermacola, l'ha toccata con la mano, se ne è accorto il signor Savognan. Topazzini scatena le grida di approvazione da parte della tribuna della Dacia Arena. Mancano 2 minuti e mezzo al termine dei regolamentari, prova a piazzarla basso da campione, la risposta di Vidizzoni. Scodella un pallone al centro e poi il gol di Paoluzzi ben piazzato che dimezza lo svantaggio. Ed eccolo qua il triplice fischio del signor Cristin e dunque i nostri 11 battono la Primavera dell'Udinese per 2-1, gol di Cusin nel primo tempo e di Rebellato nel secondo tempo. A ridottore di distanze Paoluzzi.